questa sera presentiamo il libro Un balcone su Bombay, già il titolo è veramente emblematico e suscita curiosità. Il libro è veramente pieno di emozioni, di visioni, di sensazioni e suggestioni. Ecco, veramente leggerlo, come dico sempre io quando il libro è bello, ti viene voglia di andare avanti. Cioè quando hai necessità di chiudere il libro perché magari devi fare un'altra cosa, non vedi l'ora di andarlo a riprendere per andare avanti. E la voce narrante è una giovane donna anch'essa, che parla della sua vita, dei suoi rapporti con il mondo e anche ovviamente con l'altro sesso. Quello che ho notato è che non c'è una vera storia, cioè non c'è una storia vera e propria unica nella quale poi si intersecano le altre vicende, ma ci sono invece tante vicende che si accavallano l'una con l'altra e creano nel lettore, come dicevo prima, proprio la voglia di andare avanti. Ed è una caratteristica molto peculiare, perché di solito nel romanzo tu hai l'inizio, la fine, lo svolgimento, la fine, come nei temi, invece il suo è veramente, come dicevo prima, onirico e quindi devo dire che le persone nel leggerlo ci si ritrovano. Ognuno di noi trova un qualcosa in questo libro. Ecco, volevo chiedere ad Alessandra il perché del titolo, appunto questo è Bombay, e quali sono le tematiche più ricorrenti, insomma in breve di cosa si parla, senza svelare troppo ovviamente. E appunto questa giovane donna subisce questo amore non corrisposto e tramite questo flusso di coscienza che è appunto questo libro, che è il suo diario stesso, scrive tutto ciò che sono i suoi pensieri, il suo vissuto, ciò che ha vissuto e ciò che dovrà vivere prima di partire, di ricominciare dopo questa autoanalisi che la porterà appunto ad essere libera da questo fardello che è questo amore opprimente, che è stato molto opprimente per l'uomo immobile con le mani in tasca. Sì, è una mia scelta personale non dare nomi ai protagonisti perché lo faccio in ogni mio racconto, proprio perché ognuno si possa, se vuole, identificare proprio nei personaggi che trova. Molto bello come fotografare o addirittura dipingere il personaggio, molto bello. Diciamo di sì. Per quanto riguarda il titolo, allora, c'è da fare una breve premessa. Io sono una persona un po' incostante nella vita e ho sempre scritto racconti brevi, però credo che lo scrivere un libro prima o poi sia un passo obbligato per chi ha la passione comunque della scrittura e la coltiva da sempre. Io da quando ho memoria non faccio tutt'altro che pensare di scrivere da prima, perché è sempre stato il mio sogno davvero da quando ho memoria. Poi, avendo imparato a scrivere, ho cominciato a studiare per conto mio, sono arrivata quasi a 2 lauree, insomma, e ho coltivato tantissimo ciò che mi serviva per poter scrivere. Quindi ho sempre avuto questo pensiero in tarda età, tra virgolette, perché ci sono scrittori che cominciano molto prima, e è stato del tutto casuale l'essere ispirata proprio dal titolo di una canzone che si chiama Bye Bye Bombay, che è una canzone di un gruppo italiano, gli After Hours, non so se qualcuno li conosce, e tutto ciò è successo il 24 dicembre del 2014, la sera della vigilia di Natale, e stavo ascoltando questa canzone, già avevo in mente questo pensiero pesante di dover scrivere qualcosa che parlasse dell'evoluzione di un'anima, appunto qualcosa che parlasse di resilienza, e non so, le parole di questa canzone, che sono una vera e propria poesia a mio avviso, sì, mi hanno ispirato tantissimo, e da lì ho cominciato a scrivere ininterrottamente per circa 101 giorni, dal 24 dicembre al 4 aprile, secondo i miei appunti, perché se no non lo ricorderei mai, insomma. E niente, è nato Un balcone su Bombay, scritto totalmente di getto da questa canzone che poi mi ha accompagnato durante la stesura. Quindi dall'inverno alla primavera, sì, insomma. esattamente. Era un giorno normale, in cui ti svegli e fai quello che credi di dover fare, vai dove credi di dover andare, torni dove credi di dover tornare. Il sole era alto e il vento estivo entrava leggero dal mio balcone, portando l'aria calda della primavera. Era un giorno come gli altri, nell'ultima decade di maggio. Me ne stavo distesa supina sul mio letto, come il solito essere anonimo che, come tuttora sono, con i vestiti da qualunque, con l'aria di chiunque, vanto della normalità in un momento in cui non cambiava niente, in un giorno come gli altri, in una pelle che somigliava a quella di migliaia di altre, in
una vita sempre uguale, mentre fissavo un soffitto bianco, clone di altri album di soffitti bianchi. Proprio in quel tempo, in quello spazio, sei comparso tu. Mi ricordo di aver girato la testa sentendo l'alito insistente di qualcuno alla base del mio collo, pensando che fossero i fantasmi con i quali dormo ogni notte, che avevano voglia di fare l'amore con me, pronta a declinare e dire no, oggi no, oggi voglio che sia un giorno da vergine, oggi voglio solo dormire.